Vi invito a guardare con attenzione, a seguire l'intervista che è stata fatta ieri in occasione della inaugurazione della nuova sede della Protezione Civile del Comune di Erzelgrande. E c'è l'intervento del sindaco di Erzelgrande, sindaco Lazzari, ma anche dell'assessore regionale alla Protezione Civile Bottacin, ingegnere Bottacin. E tanto complimenti agli uomini e alle donne della protezione civile lì, in generale della nostra protezione civile del Veneto, ma lì ieri eravamo lì e quindi abbiamo visto veramente una grande partecipazione, una grande professionalità. Nell'intervento dell'assessore, devo dire la verità, c'erano alcuni passaggi che non ero a conoscenza, e tra cui i complimenti che hanno ricevuto in occasione tempo fa di un evento particolare di alcuni diciamo interventi che sono stati fatti dalla Protezione Civile del Veneto sia in Emilia Romagna ma anche in Calabria, e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarello lo ha elogiato perché la nostra protezione è al massimo livello, addirittura per il numero di volontari. Tra l'altro il Veneto ci sono oltre 18.000 volontari, siamo inferiori leggermente all'Emilia Lombardia, ma la Lombardia è il doppio degli abitanti del Veneto, quindi ecco, ci sono quindi tanti passaggi molto interessanti. Credo che sia opportuno sapere, tra l'altro l'ho saputo, non lo sapevo, cioè sapevo che erano formati, erano sempre diciamo in allenamento, ma anche per essere presenti per quanto riguarda la protezione civile bisogna fare un corso, tra cui anche il sindaco di Erzelgrande ha raccontato appunto che l'ha fatto anche lui. Devo dire la verità, sarei curioso di sapere se un altro sindaco che è un po' tronfio, che si fa tanti selfie, ogni riferimento al sindaco di Chioggia è puramente voluto ovviamente, se lui, che spesso si mette con tutta sta giacchetta della protezione civile, se ha fatto il corso. Sarei curioso di saperlo. Ci sono, a parte diciamo questa frecciatona al peggior sindaco che la città ha mai avuto negli ultimi 30 anni, e io credo che sia importante anche seguire un po' queste notizie, perché queste persone, nostri concittadini, ci sono anche Chiogiotti, i nostri corregionali, sempre pronto a intervenire quando c'è un'emergenza e anche per altre situazioni magari meno di emergenza critica, ma a volte semplicemente costituire un ponte radio in modo tale da dare comunicazione durante alcuni eventi, perché altrimenti magari in certe situazioni non c'è la copertura del telefonino. Può sembrare banale, ma non è assolutamente banale, soprattutto quando c'è necessità di un pronto intervento, di un pronto soccorso. Quindi vi invito a guardare questa intervista e questo intervento, questa registrazione della inaugurazione, e complimenti ancora agli uomini e alle donne della protezione civile, veramente complimenti con tantissimo rispetto e ringraziamento per quello che fate. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.